Sono stati diversi i telespettatori che ci hanno segnalato il degrado che da ieri domenica imperava al parco ragazzi del 99 a Bassano e in molti ci hanno spedito le foto. Noi siamo andati a vedere, ma il custode aveva appena finito di raccogliere quanto documentato nelle foto e quanto egli stesso ci mostra: diverse bottiglie di vodka, bicchieri di plastica, tutto lasciato a terra. Ed è proprio il custode che suggerisce come i controlli da parte delle forze dell'ordine dovrebbero avvenire in borghese, perché ci dice: quando i ragazzi vedono gli agenti entrare nel parco cambiano atteggiamento finché questi non se ne vanno e tutto ricomincia come prima. Mentre la signora Daniela, che ci ha mandato le foto, si dice dispiaciuta. Ero qua, stavo facendo una passeggiata perché è l'unico posto dove ogni tanto possiamo tirar giù la mascherina e nella panchina là in fondo ho visto tante bottiglie di vodka, lemon soda, bicchieri per terra e spero veramente che questa piaga dell'alcol possa essere risolta in qualche modo perché i giovani non capiscono che al di là della poca gioia che gli può dare l'alcol, poi ci sono tanti danni. Grazie quindi anche a questa telespettatrice che ci ha mandato le foto. E ho pensato di scattare 2 foto, anche perché è una delle mie passioni, e ve le ho mandate così sperando che riusciate a sensibilizzare le persone ad avere una vita migliore.